Alvaro Bautista, quella che si è appena conclusa, per lei è una stagione straordinaria. Qual è comunque un suo bilancio di quest'anno? Sì, è stata una stagione veramente molto buona, una stagione dove più che i risultati per me quello più importante è che ho tornato a divertirmi su una moto, no? Dopo 2 anni difficili guidando la Honda. Quando ho tornato a Ducati mi ho sentito che quella lì era proprio la mia moto, no? Mi ho divertito tanto, mi ho sentito molto bene con la moto, ho lavorato tantissimo per dare il massimo di me, il meglio di me. Credo che come pilota è stato uno dei migliori anni della mia carriera e dove ho lottato molto per vincere questo campionato. Sono molto orgoglioso di questo campionato anche perché era 16 anni che avevo vinto il primo campionato in 125 e sempre ho lavorato per continuare sempre a migliorare e quest'anno ho avuto l'opportunità di avere una buona moto, una buona squadra e l'ho sfruttato ed è stata una stagione veramente molto positiva. Ecco, il connubio Sidi Bautista funziona, quali sono i prossimi obiettivi? Dai, veramente funziona, no? Perché io con Sidi è tanti anni che lavoro, è dal 2009 che siamo insieme, è sempre stato un rapporto meraviglioso, mi ho trovato molto bene con Stivali, mi ho trovato molto bene non solo a livello professionale ma anche personale, la gente è meravigliosa e sempre abbiamo cercato di fare il massimo, no? Adesso chiaramente che abbiamo vinto questo titolo insieme, l'obiettivo è cercare di difenderlo, no? Sicuramente non sarà facile perché il livello ogni anno migliora, si alza e noi sempre vogliamo fare il massimo, no? Ma dai, vediamo, speriamo di continuare questo bel rapporto che abbiamo per tanti anni e continuare a prendere dei belli successi. Credi che un'azienda come la Sidi nel territorio trivigiano possa ispirare altri giovani biker e come vedi il futuro di questo sport in Veneto? Dai, questa zona diciamo per il motociclismo non è facile, è più difficile forse che più al sud, no? Tipo Misano, più quell'area lì c'è più piste per fare la pratica del motociclismo, più piste di go-kart dove i ragazzini possono cominciare, no? Questa zona è più difficile, ma credo che il buono dell'Italia di avere Sidi è che è un marchio molto importante nel mondo delle due ruote, perché del ciclismo ma anche del motociclismo in tutte discipline come la velocità, il motocross, è un marchio molto importante e sarebbe bello sfruttando che Sidi in questa zona di sfruttarlo e avere un po' più supporto per il mondo delle due ruote, no? Allora, diciamo per il motociclismo forse non è la migliore zona, ma avendo questo marchio qua sarebbe una bella opportunità di sfruttarlo per cominciare a avere più piloti, specialmente del motociclismo in questa area. Chi sarà l'erede di Alvaro Bautista? Difficile, no? Spero ancora rimanere più anni, no? Anche se ho 38 anni e tanti anni che sto in questo mondo del motociclismo, però ancora mi sento bene, mi sento con forza, mi sento con motivazione, che alla fine è molto importante, mi sento con voglia di migliorare, come anche fa la Sidi che vuole sempre migliorare. E dai, spero ancora stare qui per tanti anni e spero che l'erederi ancora manca un po' di tempo per arrivare.